momento pulsante di una città che nelle difficoltà del periodo che stiamo vivendo ha ancora tanta voglia di sognare, ma soprattutto il desiderio di dire a tutti che Mestre esiste. Tutti noi vogliamo una Mestre libera, una città dove le persone si possano identificare anche se provenienti da esperienze e culture diverse, uomini che hanno voglia di scrivere insieme un grande futuro. Oggi, con un Taliercio gremito come è successo negli scorsi playoff, siamo certi che questo sogno può realizzarsi. Crediamoci tutti, senza paura, torniamo a dire con fierezza: io sono mestrino. Per far splendere Mestre ci vorrà tanta passione e tanta voglia di lottare. È quello che chiediamo ai nostri giocatori e prima ancora a tutti noi della società. Per riuscirci però abbiamo bisogno di ognuno di voi, di una città che ci sostenga, che cammini al nostro fianco, che ci dia forza nelle battaglie sportive e che abbia voglia di incontrare la sua squadra il sabato sera al Taliercio, un palazzetto dove tutti coloro che amano questa città non possono mancare. Dobbiamo essere al Taliercio per fare grande Mestre e per incontrare quelle persone che, come ognuno di noi, sente vibrare il cuore alla sola parola della pronuncia del nome Mestre. Aiutateci a sognare, stateci vicini, parlate della squadra in famiglia, ai vostri colleghi, ai vostri vicini, cancellate i vostri impegni di sabato sera e venite al Taliercio a tifare Mestre ed il basket Mestre, perché questa squadra è ognuno di noi. Aiutateci a vincere questa battaglia, perché la Mestre di domani torni a splendere sul campo, nelle vie e nella vita. Forza Mestre! Allora, finita questa intro, vorrei salutare le autorità presenti qui con noi. Non sono ancora arrivati gli assessori che aspettiamo. Saluto il senatore Guido Ferrazzi, Andrea Ferrazzi, sempre della città, il Giacomo Atolin, delegato della municipalità, non so se sia già arrivato, Andrea Sperandio, presidente di Mestre Mia, Roberto Stevanato del Centro Studi Storici di Mestre, Andrea Checconi, che vedo delegato del Calcio Mestre, Giorgio Petrò, responsabile della comunicazione degli eventi di Vela, e casomai poi per le autorità politiche ci sentono più avanti. Allora, invito subito qui sul palco il presidente del Basket Mestre, Guglielmo Feliciani. Allora Presidente, facciamo chiamare il microfono. Pronto? Eccoci. Buonasera a tutti, fa piacere come sempre vedere la piazza piena. La piazza di Mestre, il centro nevralgico della nostra città, speriamo che sia, come sempre è stato, il simbolo di una partenza alla grande quest'anno, perché dobbiamo, io mi riallaccio alle parole di Paolo, dobbiamo riempire il Taliercio è anche casa nostra, dobbiamo riempirlo. Voglio vedere tutto rosso il Taliercio il sabato sera, quindi mi raccomando tutti lì, perché questi ragazzi lo meritano, perché stiamo facendo un percorso fantastico, abbiamo sfiorato la Serie A l'anno scorso, vogliamo riprovarci quest'anno e aspettiamo tutti lì a tifare per Mestre. Allora partirei subito con proprio introdurre la direttiva della società e ti cedo quindi molto volentieri, perché se riusciamo a fare quello che stiamo facendo, se centriamo gli obiettivi, il merito ovviamente degli sponsor, del main sponsor fantastico che abbiamo,
degli altri sponsor che poi citeremo uno a uno, però è anche di tutte le persone che durante la settimana lavorano alacremente per far girare tutto. È una macchina complessa, lo capite da soli, parliamo comunque di una macchina che muove centinaia di persone, quindi chiamo qui con me il mio braccio destro, il vicepresidente Francesco Rampini. E poi chiamo la persona che diciamo mi supporta e mi sopporta spesso, perché mi arrabbio spesso con lui perché siamo tutti e due perfezionisti. Samuele Marton, direttore generale. Filippo Capriolio non ha bisogno di presentazione, è la nostra archistar, uno dei migliori architetti d'Italia, che però è anche lui una spina, una colonna portante del basketball. Stefano Giacomazzi, presidente del settore giovanile dell'NBA, questo progetto bellissimo che vede tanti ragazzi anche qui in piazza. E anche ovviamente di basket, baskin, tutti i settori che poi affronteremo con calma. Poi c'è Davide Tofani, responsabile del baskin. Baskin è una cosa meravigliosa che chi di voi qua in piazza sta sentendo, mi conviene venire a vedere, faremo vedere anche una pillola video, è una cosa fantastica proprio. Federico Stelè, responsabile degli sponsor, quello che sta dietro agli sponsor via via. Massimo Tremante, responsabile amministrazione e contabilità, spero sia qua in piazza, non lo vedo. E comunque per lui chiamo Sabrina Calore, responsabile della parte contabile, della contabilità, nonché, ahimè, quella che mi sopporta anche fuori dall'ambiente basket, quindi diciamo ha la pena di dover sopportare me la sera dopo l'attività. E non è facile, sono sicuro. Alberto Gianola, responsabile commerciale, quello che ci sviluppa la rete commerciale. Non ho chiamato sul palco, anche se è una colonna portante del direttivo anche lui, però ha un ruolo ancora più importante, è quello di main sponsor, il nostro ingegnere Giorgio Guerci, che chiamerò dopo qui perché parlerà con noi in fase di squadra. Se no potrebbe venire però anche lui a fare, giustamente. Vieni su, dai, vieni a fare la foto, dai Giorgio, dai. Giorgio Guerci, il nostro main sponsor, nonché membro anche lui del direttivo, quindi persona che segue da vicino tutte le sorti della squadra e della società. Dopo ti chiamo a vedere. Questa è una squadra, vi assicuro, fortissima, tanto quella in campo, non c'è dubbio. Se giochiamo a basket perdiamo, però se giochiamo sull'organizzazione roba mi sa che vinciamo noi. Davide, Stefano, rimanete. Allora, intanto grazie a tutti, a tutto lo staff. Allora, cominciamo a parlare un po' della struttura societaria. Abbiamo questo grande progetto che è il basking, del quale ci parlerà Davide Tofani, responsabile insieme a Cinzia Perotti, che ci Cinzia e Stefano non ci sono, però abbiamo tanti atleti, tanti genitori, perché è una sinergia fondamentale quella che abbiamo con le famiglie, ragazzi, società, famiglie, un mix direi vincente ormai da 10 anni che siamo dietro capofila nel Veneto di questa bellissima realtà, di questo bellissimo gioco sport. Abbiamo detto prima, Mestre, ognuno di noi, il basking è proprio l'emblema di questa filosofia. Cioè ognuno di noi può dare il suo contributo in base alle proprie energie, in base alle proprie forze, in un progetto che è quello di far crescere una città, e il basking è un grande esempio. Ti chiediamo un po', sappiamo che è arrivato anche in Laguna, rappresenta il basking Mestre, quindi abbiamo fatto il contrario di quello che è avvenuto di solito.
Parlaci un po' dei prossimi appuntamenti, di come si svilupperà la stagione. Guarda, le novità secondo me sono tre. Abbiamo rafforzato la nostra presenza nel territorio, hai citato giustamente la nostra presenza nel centro storico a Venezia, però con orgoglio dobbiamo anche dire che alcune realtà limitrofe, San Donà, Campo San Piero, sono partite grazie alla nostra capacità di avviare queste start-up di qualcosa che secondo me è molto contagioso e si sta ampliando. La seconda novità sono le scuole, sempre più scuole hanno capito, il MIUR sta veramente spingendo da questo punto di vista perché è un'attività che permette l'inclusione. Giustamente hai detto, tutti possono giocare, si guarda le capacità, le qualità di una persona, non i limiti. Molto spesso ormai è un linguaggio comune l'inclusione, il Baskin ci è arrivato 20 anni fa, il Baskin in realtà non parla di inclusione, il Baskin fa l'inclusione, quindi è una cosa importante. La terza cosa, la dico con orgoglio, purtroppo non c'ero, per la prima volta qui in provincia, 2 settimane fa il campetto Matteo Marchiori con la tracciatura dell'area protetta, perché deve essere nella quotidianità il Baskin. Il pensiero a Matteo sicuramente lo dobbiamo ricordare sempre. Grazie per la citazione di Matteo Marchiori proprio, grande tifoso del basket mestre e dirigente sportivo. Bene, allora ringrazio Davide e cedo la parola a Stefano Satomarchi. Non solo per me, sono per il basket mestre. Stefano, responsabile dell'NDA, il progetto del settore giovanile, una struttura che sta crescendo in questi anni, chiediamo in particolare del mini basket che sta allargando i propri orizzonti. Sì, Mestre Basket Academy è un'accademia, ok, quindi una scuola, e serve per crescere e per diventare degli alunni, per poter poi partecipare alla prima squadra e diventare grandi atleti per la prima squadra. Ma soprattutto, come ha detto Davide, per il Baskin, il mini basket è un gioco sport, quindi l'importanza del gioco, dell'attività di gioco tra i bambini è fondamentale per la crescita. Lo sport è stato riconosciuto anche a livello di Costituzione, e la sua importanza è stata riconosciuta a livello di Costituzione, quindi perché non iniziare da piccolissimi proprio, come stiamo facendo noi, come fanno altre società del territorio. Noi nel nostro impegno c'è quello di andare a lavorare anche nelle scuole, e proprio quest'anno abbiamo implementato il numero di scuole che raggiungiamo con i nostri progetti. Qui abbiamo una folta rappresentanza di ragazzini del mini basket e chiederei per loro un forte applauso, per favore. Quest'anno incominciano un percorso che abbiamo voluto essere più sfidante e più atletico. Abbiamo aumentato gli allenamenti, abbiamo messo una sorta di preparazione atletica senza carichi, che quindi si può fare nel gioco del mini basket, però anche loro stanno cominciando a crescere, stanno cominciando a sviluppare delle funzioni e delle attività importanti per poi passare nella parte del settore giovanile e della prima squadra. Un in bocca al lupo ai ragazzi. Bene, allora continuando a parlare del settore giovanile su cui la società sta investendo sempre di più in questi ultimi anni, abbiamo sul palco anche Alberto Danata, responsabile tecnico del progetto giovanili e mini basket. Danata, Alberto dovrebbe essere qua. Eccolo. Si è messo lontano. Super atletico. Alberto comincia quest'anno la sua seconda stagione qui a Mestre. Ciao Alberto. Allora parlaci un po' di obiettivi, ne abbiamo parlato quest'estate, quando è stata presentata anche la collaborazione con Martellago eccetera per la Serie C. Assolutamente, buonasera a tutti. Gli obiettivi di quest'anno sono obiettivi di crescita, di far crescere questi giocatori. Una frase che mi piace ricordare, che ricordo spesso anche ai nostri giocatori, è quella che dobbiamo giocare per imparare quest'anno. Non abbiamo l'obiettivo di dover vincere per forza le partite, ma abbiamo l'obiettivo di dover formarci come giocatori e come persone anche al di fuori del campo di gioco. Questo è il nostro obiettivo principale
e spero e vedo anche dai risultati, dalla voglia che hanno i giocatori di trasmettere, di impegnarsi, vedo che stiamo seguendo questa linea. Per quanto riguarda la crescita del settore giovanile, pian pianino stiamo mettendo a posto tutti i tasselli, dove abbiamo dei gruppi che fanno l'eccellenza come l'Under 17, l'Under 19 che farà il campionato Gold, farà anche l'esperienza della Serie C quest'anno, quindi sarà un banco di prova molto importante per i nostri giovani, ed è importante anche per il territorio, per la società e per tutti far vedere questi ragazzi che crescono e provano anche un campionato serio. Allora, Alberto, il basket mestre è una grande tradizione nel settore giovanile. Ti faccio quest'ultima domanda: scudetti vinti negli anni 80, cioè grandi risultati. Tu sei a capo di questo progetto lo scorso anno, quindi seconda stagione, come detto poco fa. Quanto tempo e quante energie ci vorranno per riportare Mestre ai vertici? Quando si parla di vittorie di scudetti bisogna andare sempre con i piedi di piombo, perché sono campionati molto competitivi a livello nazionale e a livello italiano, quindi abbiamo bisogno di lavorare facendo crescere una grande base molto solida che sarà il nostro mini basket, e poi far crescere tutti i ragazzi, tutti i gruppi che escono dal nostro mini basket, fare in modo che diventino dei migliori giocatori possibili. Poi si parlerà di reclutamento, si parlerà di altro, ma intanto l'idea è crescere e poi i risultati, una volta che si cresce verso la direzione giusta, arriveranno. Bene, allora ringrazio i nostri direttori del settore giovanile. Mettiamo qui sul palco, poi da presa pure giù, Alberto, grazie. Mettiamo sul palco Filippo Caprioglio, che richiamo presidente del consorzio Progetto Mestre, che è proprio l'emblema di questa voglia di mettersi tutti insieme per raggiungere un obiettivo e far crescere una città e una squadra. Aspetta che ti riprendo il microfono, eccolo qua. Intanto che Filippo prende il microfono, io volevo ringraziare il Comune di Venezia per averci permesso di fare la nostra festa come sempre annuale qui, col palco e tutto quanto. Che ha fatto anche degli annunci per noi in questi giorni, continuerà a farli. E una cosa, dispiace che non siano arrivati gli assessori che avevano confermato la presenza, la dottoressa Paola Mare e la dottoressa Zaccariotto, che ha detto che stanno arrivando, sono in ritardo. Noi ovviamente per ragioni di scaletta siamo dovuti partire, quando arriveranno li ringrazieremo di persona e magari li chiameremo sul palco. Adesso lascio la parola al super Filippo Caprioglio. Grazie Guglielmo, grazie Paolo. Allora Filippo, questo consorzio Progetto Mestre, parlaci di questo progetto proprio, di questa idea e di come si sta affiancando per far crescere la società e anche il settore giovanile. Assolutamente, buonasera a tutti, grazie Paolo. Io rappresento il consorzio, rappresento il mio consiglio direttivo, il vicepresidente Federico Stelè e il consigliere Alessandro Valentini, ma rappresento anche tutti coloro che hanno creduto in questo progetto che è nato solo 2 anni fa. Iniziamo con la stagione sportiva, il nostro 3° anno di consorzio, e devo dire che quello che noi auspicavamo è successo, ossia aver fatto capire che chi partecipa a questo concorso non è solamente, tra virgolette, uno sponsor che crede, ma è parte attiva della società. Infatti il consorzio detiene il 30% delle quote societarie del basket mestre. Siamo partiti, dicevo, il 13 dicembre del 21 con 6 consorziati che ci hanno creduto e siamo arrivati oggi a 65. Quindi questo veramente è un target altissimo. I consorziati stanno aiutando moltissimo con il loro supporto, la loro presenza, le loro idee, e anche a creare non solo, come dire, squadra per il basket, ma anche squadra tra di loro. Questo è lo scopo del consorzio, cioè di fare un network sinergico tra sport, pallacanestro, ma anche vita aziendale. Ecco, la cosa particolare di questo consorzio è che va a legare tante persone che hanno una passione per il basket e che tramite questa passione per il basket e per la città di Mestre si conoscono e fanno crescere tutto un movimento
un modo alternativo anche di, diciamo, pubblicizzare la propria Assolutamente, come dicevo prima, è un modo diverso, concreto, se vogliamo, proprio di sentirsi parte integrante della società. E proprio per questo io, mentre prima giravo come tutti voi nell'organizzazione finale, ho visto che più di qualche consorziato è qui, quindi senza citarli per nome, ma chi sa di essere consorziato, lo inviterei a venire qui perché ho una cosa per loro, quindi per cortesia, ecco, vedo già Alberto Masè, so che ce ne sono altri che possono salire qui con me, giusto per un simbolico riconoscimento. Avevo visto prima, vediamo se Alberto Gianola, che parte integrante, ci aiuta, anche lui sempre essendo responsabile commerciale ha individuato qualcun altro a salire, ma se così non fosse, per tenere la scaletta, intanto vi saluto perché saranno in giro, utilizzo Alberto, il nostro tifosissimo, a dire perché, visto che sei l'unico qui salito, sei parte del consorzio. Eccoli là che li vedo, ragazzi. Simone, Danilo, eccoli su. Ok. Ciao. Ciao Danilo. Mi si sono fatti attendere, sono timidi. Ciao Simone. Ecco Roberto. Allora, alla fine, parte 1, arrivano tutti. Ciao. Allora comunque non faccio parlare tutti, ma visto che il più coraggioso è stato Alberto, chiedo a lui di parlare per tutti e dire brevissimamente perché fai parte di questo consorzio. Perché secondo me chi è nato a Mestre e ha vissuto gli anni 80, quello che è stata la grande Mestre in Serie A di basket, non può fare quella meglio. L'ha detto chiaramente, forte e chiaro, e quindi come tale ha anche ricevuto l'ovazione della piazza. Io quello che faccio ora è simbolicamente distribuirvi, visto che siamo appunto tornati a casa nostra al Tagliercio, le nostre tessere di consorziati che vi garantiscono il vostro posto per tutta la stagione e i playoff. Inizio Simone, Enrico, Danilo, Roberto, di tutte, carissimo. Aspetta, ce li ho per tutti. Non pensiate, credo che sia importante. Bene, ringrazio loro, ringrazio tutti voi, ma soprattutto invito chi magari è qui solamente per curiosità e perché ama il basket Mestre a pensare che c'è anche questa opportunità di entrare nel nostro consorzio con una quota minima, ma a far parte veramente di qualcosa di più grande, tutti insieme, per questo sogno che il Presidente Feliziani ha appena ricordato prima. Grazie a tutti. Facciamo una foto, Vieni su Roberto. Grazie a tutti. Grazie. Allora Filippo, rimani qui Filippo? Rimango qui? Non credo. Ti richiamiamo? Ma io ho visto l'assessore Zaccariotto, che ti do là e le cedo subito la parola. Ciao a tutti, beh mi sono messa un po' a festa per venire a salutarvi e per portarvi i saluti della città di Venezia, di Mestre e del nostro sindaco. Mestre, ma dobbiamo, sapete che si arrabbiano se non diciamo anche Venezia. Voi ricevete i saluti di tutti perché siete importanti e bellissimi e rappresentate il nostro futuro, siete i nostri giovani. E quindi noi vogliamo dire grazie a voi, farvi un augurio speciale per questa nostra nuova stagione e vogliamo anche non solo incoraggiarvi e guardarvi verso quello che appunto è il futuro, ma vogliamo anche ringraziare tutte le persone che stanno accanto a voi perché voi possiate raggiungere dei risultati come quelli che ci state facendo vedere e quindi il Presidente, tutti gli organizzatori, i vostri allenatori, i vostri genitori. Quindi un grande in bocca al lupo, forza ragazzi,
siete tutti noi, ci rappresentate, quindi un grande saluto. Ti aspettiamo a Taglienzo, mi raccomando. Assolutamente. Bene, grazie, sì. Una parola anche alla municipalità, che credo che... Grazie ragazzi, perché io invece porto i saluti della municipalità di Mestre! Soprattutto del presidente, del delegato allo sport Franco Sambo, i miei particolari e di tutti gli altri consiglieri. Che dire, allora, ci sarebbero tantissime cose da dire, ma io vorrei fare una cosa. Vorrei un attimo di attenzione perché è importante, soprattutto a voi lì. Vorrei sentire forte, come ho sentito a giugno, un canto che mi sta particolarmente a cuore. Siete pronti? Siete pronti? Forza Grifone Ale! Sempre con te sarò e non importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. E con questo vi saluto ragazzi, ci vediamo a Taglienzo, dai! Sempre con te sarò e non importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Basta che... Ringrazio davvero il nostro diciamo responsabile della municipalità, nonché tifoso, questo che quello che capisco. Voi immaginate cosa può essere il Taglienzo, come è stato ai playoff con 500-600 di loro che cantano uguale. Chi c'è stato si ricorda, da brividi, ecco. Allora, ringrazio i nostri rappresentanti dell'amministrazione, grazie al loro presente. Allora, vieni qui, andiamo avanti con la scaglietta e a questo punto richiamiamo qui sul palco una delle persone più importanti di questo progetto, che è l'ingegnere Giorgio Querci, main sponsor del Basket Mestre, con il marchio Gemini. Direi super, grande applauso. Aggiungerei la parola super davanti, perché non c'è una persona più appassionata di lui per questo progetto, davvero. Eccolo qui, allora do il tempo del microfono. Ciao. Allora ingegnere. Grazie. Allora Giorgio, arriviamo da una stagione incredibile, con il ritorno al Taglienzo che era insperato, ripartiamo in una categoria che resta la B, ma in realtà è una B1, come quando dice è una 3. Allora, qual è il sogno e quali sono le ambizioni? Il sogno è quello che dico ogni anno. Il primo anno di Gemini come sponsor, siamo arrivati quarti e siamo andati in playoff. Il secondo anno siamo arrivati secondi e siamo andati in finale dei playoff. Alziamo un pochettino di più la scicella e vediamo cosa succede. Questo è per voi ed è
penso che è loro che devono farlo. Asticella, alza l'asticella. Ecco qua, chiedo al nostro sponsor e al Presidente, ripartiamo con una stagione di grande entusiasmo perché l'altro anno si è girata una pagina, domani ricordiamo la prima squadra debutta in campionato a Faenza, sabato saremo in casa invece contro Vicenza, sabato sera si ritorna a Taliercio. Allora, che Piatevi la data, sabato sera 20:30 al Taliercio, mi raccomando, sabato 7 tutti al Taliercio. Allora, che cosa ti aspetti da questa stagione e che emozioni ti porti dietro dopo questi 2 anni di sport? Questo l'ho detto prima, cosa mi aspetto. Per quanto riguarda le emozioni, sono un grosso tifoso di Mestre e quindi l'emozione sarà sempre grande. Spero che i ragazzi riescano a farmela riavere come è stato l'anno scorso. Senza lo sa come la penso. E quindi in questo facciamo una bella stagione e speriamo alla fine di avere delle soddisfazioni come gli altri anni e anche un po' meglio magari. Allora, la prima sorpresa di oggi. Sì, allora, quest'anno vi volevo spiegare che la maglia da gara è stata disegnata da uno stilista, tra l'altro, per la prima volta dopo tanti anni abbiamo coinvolto uno stilista che ha fatto un disegno molto bello. Alta Società si chiama la società con questo stilista. Ha fatto un disegno secondo me fantastico, infatti abbiamo già avuto più di 50 richieste di vendita anche solo in fase preliminare. Vi mostro la maglia e la prima ovviamente non può che essere stata dedicata al nostro sponsor, quindi gliela consegno io quest'anno. A nome ovviamente Querci. È davvero bellissima, sia la versione bianca che la versione della trasferta rossa e nera, è bellissima, bellissima. Allora facciamola vedere bene per le foto del caso. Intanto che Giorgio mostra la maglia, volevo dirvi che quest'anno il nostro campionato si chiama B di eccellenza, sarebbe una specie di Serie A3, perché hanno selezionato le migliori della Serie B dell'anno scorso che fanno un campionato a sé, per cui è un campionato veramente difficile, 18 squadre in tutta Italia, noi andiamo a finire anche trasferta anche in Puglia, quindi faremo tutto l'est dell'Italia, è una specie veramente di Serie A2 come erano gli altri anni, il livello delle squadre è da A2, per cui saranno partite bellissime, tirate, importanti da vedere, da vivere, con emozioni veramente che per chi verrà a Taliercio sono emozioni che vivrà, che poi ricorderà a lungo. Quindi dovremo sostenere questa squadra perché ogni partita sarà una battaglia. Allora facciamo un grande applauso al nostro main sponsor e al Presidente. Allora, entriamo nella presentazione proprio della squadra e chiamo qui sul palco il nostro direttore generale Samuele Martò. Cominciamo a introdurre la prima squadra. Posso dire che sono nato anch'io a Treviso. Allora, direttore, parte una nuova stagione, arriviamo da una serie di campionati in cui Mestre è sempre cresciuta, quest'anno è salita la categoria, sarà una grande sfida. Buonasera a tutti, in particolar modo ai miei amici della curva che non mi fanno mai mancare questa passerella e che mi porterò sempre nel cuore. E come dici tu giustamente Paolo, siamo saliti di categoria, abbiamo
veramente fatto qualcosa di incredibile, non solo l'anno scorso ma anche gli anni precedenti. Quest'anno, come diceva il Presidente, è un campionato bellissimo ma altrettanto difficile. Noi lo affronteremo come ci insegnano i ragazzi della curva, con faccia tosta, ambizioni. Noi ogni domenica ci proveremo, gli altri saranno più forti, meno forti, non ci interessa, noi andremo come è lo spirito mestrino contro tutto e tutti. E questa è una cosa che vi garantisco che il nostro allenatore Cece Ciocca ha, tutti i ragazzi che sono rimasti dall'anno scorso e tutti quelli che lavorano non solo in campo ma anche fuori dal campo, per cui noi non abbiamo paura di nessuno. Bene, allora grazie al nostro direttore e cominciamo con il far conoscere lo staff della prima squadra a partire dal nostro tecnico Cece Ciocca. Bravo. Facciamo salire il vice allenatore Giacomo Statua. Jack. Il secondo assistente Marco Rampado. Rampado. Allora, andiamo avanti con simbolo del basket italiano, il nostro direttore sportivo Franco De Respiris. Il team manager Riccardo Lazzarin e Davide Poveretto. E quindi facciamo salire ancora il fisioterapista Mario Zurlandi. L'assistente del preparatore atletico Roberto Vaccher. Ok, va bene, lo abbiamo nominato. Allora, a questo punto cedo la parola al team manager, nonché speaker del caso, Ricky Lazzarin, che ci andrà a far conoscere tutta la prima squadra. A te, Ricky. E allora, pronti per conoscere il roster di quest'anno, i giocatori che porteranno alto il nome di Mestre. Siete pronti ad applaudirli? Non vi sento, dai, forza! E allora, con numero 0, Fabio Bugatti! Con numero 4, Pietro Bocconcelli! Con numero 5, il capitano Andrea Mazzucchelli! Con numero 7, Niccolò Pellicano! Con numero 8, Zinato, che sta giocando con l'anno 19, e ora con numero 9 Ivan Morgiglio, con numero 10 Marco Peri, con numero 13 sempre l'under Marco Tibaldo, con numero 15 Giovanni Letti, con numero 16 il sindaco Doc Edoardo Caversacchio e con numero 17 Fabio Massimo Sebastianelli. Allora io intanto taglierei un po' i giocatori davanti per le foto, ragazzi, perché sennò già che siete piccolini non esce nessuno.
intanto che vanno le foto, avete visto sullo sfondo il nostro capitano con la nuova maglia da trasferta. Passo. Allora, faccio un paio di domande al nostro coach, Cesare Gioca. Allora coach, stagione indimenticabile quella scorsa, l'abbiamo già detto, però adesso c'è una nuova salita da percorrere, un cammino che sarà sicuramente difficile, però insomma la volontà non manca. Allora, prima di tutto propongo il dottor Azzolina come il nostro nuovo speaker. Il numero uno. Grazie mister! Numero uno. Allora, hanno detto tutto quanto i miei illuminati dirigenti. Io ho ancora nel cuore il Taliercio 4 mesi fa, ogni volta che vedo le immagini dei playoff dello scorso anno mi emoziono ancora, e la speranza che il pubblico mestrino inizi dalla prima giornata in casa a sostenerci su un campionato che tutti lo sanno è complesso ma è anche bello, stimolante e sarà veramente importante parteciparvi. Noi vogliamo sempre mostrare la nostra faccia che l'anno scorso abbiamo sempre dimostrato, la voglia di competere, la voglia di giocarcela con tutti. Io penso che il segreto sarà, come lo scorso anno, una condivisione totale tra noi, squadra, staff, tecnici, società e tifosi. Se riusciremo a fare questo ci toglieremo secondo me ancora grandi soddisfazioni, ma soprattutto dimostreremo una pallacanestro che piace alla gente di Mestre. Io mi auguro di poterla ancora riproporre, ma sono sicuro che con questi ragazzi faremo un campionato importante anche quest'anno. Grazie al nostro coach, una battuta anche a Franco De Respiri. Sono a Franco, ennesima stagione per te in una società di basket. Ti chiedo, questa Mestre sta crescendo, ti chiedo dalla tua esperienza dove arriveremo. Ogni anno cambia ogni campionato è diverso. Direi bene, e perciò alla fine Allora, grande la fiducia del nostro direttore sportivo. A questo punto faccio parlare anche il nostro capitano Andrea Mazzucchelli con tanto di maglia nuova. Allora, sei uno dei giocatori rimasti, il microfono ce l'hai, perfetto, sono i giocatori rimasti l'anno scorso. Allora ti chiedo di comunicare a tutti quanti quale sarà lo spirito di questa squadra e perché Mestre deve venire al Taliercio. È vero, ci sono componenti nuovi nella squadra, ma è un gruppo unico come in questa piazza della città di Mestre questa sera ci troviamo. Noi cerchiamo di dare il massimo su 3 partite, i chilometri da fare sono tanti. Io e il mio collega, diciamo, di ruolo non tecnico ma umano, il sindaco Caversazio, cercheremo di tenere alti gli spiriti di questa squadra che senza dubbio si stanno facendo già vedere, e chi lo sa, magari un giorno ci ritroveremo in questa piazza anche a giugno. Lo speriamo davvero tutti di cuore. Allora, invito sul palco per una foto tutti i ragazzi delle giovanili insieme alla prima squadra. C'è anche un gruppo del mini basket che è arrivato secondo a un torneo a Padova, infatti gli facciamo un bel applauso, c'è la coppa, e quindi hanno fatto un campionato un torneo da esordienti bellissimo, si sono distinti, sono arrivati in finalissima e lì hanno perso, ci può stare, però hanno fatto veramente una bellissima figura, quindi queste sono il nostro futuro, ecco.
Una forza ragazzi che facciamo questa foto ricordo. Seduti davanti. Aspetta che scendo per provare a riprendere. Con la coppa al centro, mettetela al centro la coppa, chi ha la coppa? Lo prendo io. Ecco la nostra fantastica Under 17, Under 17 eccellenza, nella prima partita ha battuto San Vendemiano 99-49, per intenderci, 98-49, un risultato incredibile. Allora intanto che si dispongono i ragazzi per la foto, ricordo che questa sera metteremo in palio anche degli abbonamenti per il tagliercio per i nostri giovani tramite il gioco di canestro che c'è di là, poi il sorteggio. Vorrei ricordare a tutti quelli che ci sentono, tutti quelli che sono in piazza adesso, che Mestre, la Gemini Mestre vuole i giovani di Mestre al palazzetto, i giovani soprattutto. Quindi tutti gli under 20 entrano gratuitamente al tagliercio, a tutte le partite. Per cui invito tutti i ragazzi di Mestre, anche gli under 25 hanno prezzi bassissimi, per cui tutti i giovani li aspettiamo lì perché vogliamo che ci diano il giusto supporto anche per il futuro. Allora se le foto sono andate ragazzi, faccio scendere. Allora, intanto che si svuota il palco, ricordo che è aperta la campagna abbonamenti per la prossima stagione e che è possibile abbonarsi anche questa sera ai gazebo della nostra società, alle rivendite, al Pallavega e anche online sul sito basketmestre.it. Ricordo a tutti che domani comincia la stagione della squadra a Faenza.